Allora, prevede un antipasto a base di balletti, A base di di ballo vario, eccetera. poi passiamo Poi. direttamente a un bel primo e secondo. No, prima c'è l'entrée che c'è il gioco. Ah sì, c'è un gioco. C'è il gioco, avremo Esatto. modo di giocare insieme a voi e Sì. dopo abbiamo primo, secondo, contorno, tutto assieme. in fila, con, dicevamo, 18 gruppi, 18 carri che sfileranno qui davanti a noi, faranno un giro, faranno un altro giro, controgiro, eccetera, eccetera, e poi Naturalmente c'è anche l'opportunità di andare al Conè dove prosegue un po' di si festa. continua con la festa, quindi ce n'è per tutti i palati. Al Conè troverete lui che tanto ha detto, è rimasto d'accordo con quelli del Conè, che chiude verso le 10 La serata, tira giù la serata, esatto, stanotte martedì grasso, quindi martedì grasso. giusto, Tanto giusto. domani sono le ceneri, Esatto, mangi stasera, domani abbiamo vieni. modo di fare digiuno da domani, quindi abbiamo modo anche, appunto, l'abbiamo detto, accennato prima, di ricordare che potrete contribuire anche voi a far sì che questo grande carrozzone del Carnevale di Marca possa tornare anche il prossimo anno. E come si può fare? Acquistando un biglietto della Lotteria dei Carnevali di Marca. Ricordiamo Lotteria dei Carnevali di Marca che ha un montepremi di 25.000 euro, il primo premio è una bella Peugeot 208. Ovvio che ti stanno per fare un attentato, quindi. Attentato alla Costituzione. Esatto. Ecco, e intanto ringraziamo i nostri supporter qua che I sono nostri tecnici Gag Service che ci amplificano in ogni dove. ogni dove. In ogni dove. Noi oggi siamo peggio di Radio Maria, arriviamo Esatto. ovunque, Dentro anche nei citofoni delle dentro persone. anche nei citofoni. Dicevamo la lotteria. Lotteria dei Carnevali di Marca che ricordiamo avete l'opportunità di vincere, ci sono pensate dal primo premio con una Peugeot 208 fino all'ultimo premio, il 50esimo, Sì. che ha un buono spesa da 50 euro, quindi con un piccolo investimento potete tentare la fortuna. 2,50 € per un biglietto, potete portarvi a casa un'auto del valore di 21.500 euro. Direi che l'investimento è Più che buono. è molto Poi buono. se per caso, visto che vicino a San Valentino c'è anche il Collier, è vero che l'estrazione Certo. sarà il 16 di Però- marzo, però potete posticipare, Comprate regalate gioielli, sì, insomma. esatto, regalate alla vostra Sì, Donzella Donzella. un biglietto alla lotteria. Se ti va bene arriva il No, Collier, se no, se ti va male buona ah, spesa magari. Esatto. Ecco, poi ricordiamo, in questo importante, che l'Lotteria di Carnevale di Marca serve per sostenere le manifestazioni che vengono organizzate, dicevamo le 22 sfilate, Ma non solo. ma non solo, vorrei ricordare che nella serata del 16 marzo, quando c'è l'estrazione, vengono consegnati, pensate, a 3 associazioni scelte, e qua il nostro Presidente ci sta mettendo del suo, saranno consegnati a 3 associazioni scelte all'interno del territorio toccato da Carnevale di Marca, a delle associazioni che svolgono del volontariato nel territorio. Quindi diciamo che quindi c'è di tutto un po', insomma. Ce n'è per tutti i gusti, dicevamo prima che appunto l'antipasto bello corposo di questo pomeriggio dei Carnevali di Marca è costituito da delle esibizioni Sì. di ballo. Vi chiediamo, prima di chiamare i nostri amici qui, chiediamo a tutti voi che siete qui davanti al palco di Solo per questo momento, arretrare, basta solo arretrare di un paio di metri, ecco, perché abbiamo Un metro, bisogno di ecco. questo palcoscenico naturale qui, quindi andate leggermente più indietro, esatto, spostiamo anche i bambini. Abbiamo visto e stiamo vedendo tantissime piccole mascherine che sono venute a trovarci e questo ci fa immensamente piacere. Lo diciamo sempre prima delle sfilate, chiamate i vostri amici che per caso si fossero dimenticati che oggi c'è la festa di Carnevale qui più numerosa del mondo, qui in centro Conegliano. Tra l'altro vedo anche dei loschi figuri a girarsi qui dietro, ci sono. e quindi dopo daremo modo, Li intervisteremo dopo, ma io direi di chiamare qui davanti al nostro palco per un'esibizione di danza moderna hip hop la scuola di danza Dance City di San Vendemiano, che accogliamo con un applauso. condotta dalla inafferrabile, sempre pronta Marica. Terto. E quindi siamo pronti, facciamo un bel applauso, dai, forza, sosteniamo pubblico. Da oltre 35 anni nel nostro territorio, si avvale di un team di insegnanti altamente qualificati e offre corsi di danza classica, moderna, contemporanea, hip hop, break dance per tutte le età, per tutti i livelli, dai livelli base ai corsi professionali. Quindi direi che Quindi lasciamo spazio a loro, via con Dance City e noi ci vediamo più tardi. ciao! It's
insurgent. It's an emergency to talk about freedom. Support to question those who are absent, those who live without democracy. It's an emergency. It's important for those who live without democracy. It's urgent. It's urgent. It's an emergency. To live without democracy in general. It's time to speak with all those who are wrong. You know it's wrong. It's important to question those who are absent. No, to live without democracy in general. It's urgent. It's emergency. It's urgent to speak with all those who are absent. To talk about freedom. Freedom. Emergency. Emergency. Es urgente hablar de los ausentes. Ya es tiempo de hablar de aquellos que se equivocan. Es importante interrogar a los ausentes, aquellos que viven sin democracia en general. Es urgente hablar de los ausentes. Es urgente hablar de las ausencias. Es tiempo de hablar de aquellos que siempre se equivocan. Es urgente hablar de la libertad. Es importante de interrogar a los ausentes, aquellos que viven sin democracia en general. La democracia está siempre jugada. La democracia cambia y quiero. E facciamo un grande applauso per questo primo assaggio di Dance City. E pronti a seguire il secondo, dai, accogliamo con un applauso anche questo corpo di ballo, sempre Dance City, in questo pomeriggio qui a Conegliano con Carnevale di Marca.
applauso di Conegliano per questa esibizione della scuola di danza Dance City. E si continua subito, mentre ricordo tra pochi istanti sfileranno qui davanti a noi i primi gruppi dei Carnevali di Marca edizione 2024. زماني لغايب عالحياة الفرحة طقطقتيني طقطمس ايديني زماني لغايب عالحياة الفرحة حياة الفرحة زماني لغايب على حياة الفرحة زماني لغايب
l'applauso di Conegliano. Belli, colorati, sincronizzati, cosa vogliamo di più? Abbiamo giusto il tempo per l'ultimo brano, poi ci sarà il gioco, poi passano le macchine, poi c'è di tutto di più. E ancora l'applauso. Yes, you're back on KHEOP, your classic hip-hop station. Taking you way back on this one with Fat Lip, recorded in New York City, 1997. Also, you'll be hearing scratches performed by DJ Honda, who produced this exciting track entitled, you guessed it, Fat Lip. I'm sick and tired of suckers second guessing. When they know that I'm fresh with no question, to be or not to be, the Gossip City. What I'm saying when I say that I'm the FAT, nigga LIP, more well styled on pause. When I was a child, I used to shit in my drawer, but now I'm all grown with style and class. But yo, sometimes I still forget to wipe my ass. I like to bump rock and roll, soul and jazz. Say what's up to that fool flippin' ass cash. No, I'm not Catholic, fuck a pope and a mass. Take a flight to France, get faded in first class. Assholes be hating, cause my lifestyle's the bomb. Hop in the queue, then I cruise like time. You trying to stay calm when I ring the alarm, but I got more stairs than mankind. Now who got the slave that comes a dime a dozen that keeps them buzzing, thinking that they fat when they bustin'? Welcome to the world of Mac, or Mac. We use more like saying that eat them shit like Paxson. I'm incredible, better eat your festival. Cut, I does what I do. I take the roof off the soft suckers, smack it, full effect, mic check 1, 2. I'm a rain forever, rain like bad weather, rain like whoever never. You can't bite my style, cause my style ain't a style that is a style, so I can go buck wild. Bet you figured you got more funk for flow, it ain't so. Flavor in your ear, let you know. Now I'm about a second from the hook, don't strap your rap book before you get your wet style shook. Can I get down, boy? Get on down. Can I get down? Can I get down? Get down, man. Get on down. It's time to get down. Can I get down? Here comes the Mac. Get down. Can I get down? Can I get down? Get on down. Can I get down? Can I get down? Eccoci qui, Dance City, scuola di danza di San Vendemiano. Grazie, un applauso. Grazie. A tutti i ragazzi che si sono esibiti qui davanti al palco. Adesso chiediamo intanto al pubblico di tornare, praticamente di liberare la sede stradale. Eccoci qua, noi siamo pronti adesso per un'altra. prontissimi per il gioco realizzato in collaborazione con Maxi e Spac Supermercati. Indovina a quanto ammonta la nostra spesa. Esattamente, allora potete vincere un buono da 50 euro. Adesso chiedo che ci siano 10 volontari che vengono qua insieme a me, così facciamo occhio 5. al prezzo. Dai, Facciamo 5 volontari, facciamo perché 5 abbiamo volontari, dai. traffico. 5 volontari, allora uno l'abbiamo trovato. La prima volontaria che si Dai, chiama forza, si chiama Luciana. Abbiamo anche il notaio qua che scrive. Oh, non c'è nessuno che vuole tentare, dai, forza. E per vincere un buono spesa non tentate. Ecco qua la signora, abbiamo la signora. Eccola qua.
Solo però piano. Sono solo adulti. Adulti, purtroppo. Siamo in 2, dai, forza, altri tre, forza e coraggio. Come si chiama la signora? Adesso. Eccolo qua, 3. Allora, siamo raggiunti a quota 3, altri 2, dai, forza. Voi 2, perfetto. Allora, cominciamo. Allora, vi spieghiamo adesso il gioco. Allora, voi vedete i prodotti, se li vuoi dire velocemente. Sì, adesso li ricordiamo. Intanto facciamo le presentazioni che così il notaio scrive. Allora, la signora? Jessica. Luciana. Cosimo, che viene da Osimo, no Cosimo e basta. Barbara. Martina. E Martina. Perfetto, allora questa mattina all'orario di apertura del supermercato Maxi il buon Redo, presidente dell'associazione dei carnevali di Marca, è andato a fare la spesa e ha comprato questi prodotti che andiamo ad elencare. Se li lasciamo lì o volete avvicinarli dovete vederli meglio. Ma basta che glielo diciamo, dai, forza. Allora abbiamo un succo di mela che è, tu prendi su, questo qui. Succo di mela. Poi abbiamo dei fagioli borlotti che vanno bene. Poi abbiamo delle schiacciatine Mondo Natura, che sono queste qui bio e tutte quelle robe lì. Spuma d'oro, aroma per dolci, che è questa boccettina qui. Omino bianco smacchia facile, che è questo qui. Fusilli alce nero, che sono quelli che prima ha fatto cadere il buon Redo. Quindi adesso è pasta tempestina, esatto. ottima per la minestra. Poi abbiamo panna chef, confezione da 3 cose, bagno schiuma Dav, nocciolata Rigoni, che forse qualcuno se l'ha già no, eccola qua, e caffè Goppion, ecco qua. Perfetto. Qualità oro. Allora adesso cominciamo. Esatto. Allora cominciamo. Intanto buongiorno a tutti, un benvenuto a tutti quanti i convenuti alla sfilata di Conegliano 2024. Vedo numerosi, tanto abbiamo le macchine del Cialo Luca che stanno scalpitando. Fermi. No, l'ho chiesta io la macchina. Venga. Adesso iniziamo 3 minuti per fare il gioco appunto esatto. offerto in collaborazione con Supermercati Maxi, che è uno dei nostri importanti sponsor della manifestazione Carnevale di Marca 2024. Io vedo che stanno con Luciana. No, che Luciana, aspetta. Jessica, c'è Jessica. Allora, scusami. Possiamo partire? Prego. Vai. Allora, dalla base, cominciamo. Jessica, un prezzo. 23,50. 23,50 dice Jessica. Poi passiamo dalla signora Luciana, che già la vedo con l'occhio vigile. 27. 27. Poi abbiamo il nostro amico Cosimo. 18. Ha detto 18. 18. Poi abbiamo Barbara. 21,50. 21,50. E poi Martina. Dulcis in fondo. 19,70. 19,70. Vediamo. Bene, non ci sono altri volontari, altri che vogliono partecipare? L'autista della macchina. L'autista Aldo Buosi, per caso vuole partecipare? No, andiamo perché qui ci fanno il tempo stringe. Allora, ripeto, Luciana 27 euro, Jessica 23,50, Cosimo 18, Barbara 21,50, Martina 19,70. Esatto. Il prezzo, occhio il prezzo, vediamo. Adesso andiamo a prendere lo scontrino. Quindi possiamo dire che si aggiudica la manche del gioco di Maxi Supermercati in abbinato con l'associazione Carnevale di Marca, che abbiamo fatto in tutte le piazze, e nella manche di Conegliano. Sì. Vince. Adesso la tiro lunga come fanno quelli. Sì. Il buono spesa del valore di 50 euro. Del valore di 50 euro da spendere nei supermercati Maxi e Spac. Sì. La signora Luciana. Ha vinto Luciana, complimenti Luciana. Facciamo un applauso alla signora Bravissima. Luciana. Allora, perché vince lei? Lo scontrino recita, anzi dice 26,74 euro. Ha sbagliato di poco con 27 euro. Venga pure sul palco. Venga sul palco per la foto di rito. Ma lei non lo sa, voi grazie. La signora non lo sa che questa sera
deve andare a fare la doppia spesa perché siamo tutti a fare spritz aperitivo a casa della sua, signora. certamente. Bene, mentre naturalmente adesso prende il buono la signora. Stai per essere investito dal primo premio della lotteria dei carnevali di Marca. Beh, ma anche perché comunque sarebbe difficile, insomma. Sì. Allora, ricordiamo che con 2,50 € del biglietto della lotteria vi portate a casa non solo l'auto, ma anche l'autista, giusto? Esatto, sì, che vi fa anche da maggiordomo. Esatto. Sì. A lui piace, si diverte. Bene. Pronti per le foto di rito con la consegna del buono spesa del valore. E naturalmente abbiamo fatto le foto di rito, io naturalmente ho raggiunto il palco qui in cima. Grazie. Ci siamo. Allora, mentre adesso vediamo sfilare le auto degli sponsor qui davanti, in questo avvio del pomeriggio dei Carnevali di Marca abbiamo inaugurato con i balli della scuola di danza, poi adesso abbiamo intrattenuto col nostro gioco della spesa, ora arrivano le auto che vanno ad aprire il corteo. E adesso noi abbiamo, scusate, facciamo un po' di... Allora, venga, guadagni il centro della scena, fasciato... Con questa maschera originale da sì. Sindaco. Sembra così. lui, è lui o non è lui? È lui o non è lui? Certo che è lui! Niente, un po' di meno che l'inossidabile sindaco, mi pare, di Conegliano, giusto? Sì, credo certo, di sì. Il sindaco... La maschera è quella, è dopo lui, che sia proprio lui non si sa. No, siccome prima aveva paura di non essere riconosciuto, è andato a prendere la fascia, così siamo sicuri. Giusto. Allora, giustamente l'abbiamo qua, a parte gli scherzi, il comune di Conegliano, come tutti i comuni collegati a Carnevale di Marca, ma Conegliano in modo particolare, lo ricordiamo, è uno di quelli che ha sempre sostenuto capostipite, il capostipite. Esatto. Assieme a Vittorio Veneto e Piedisoligo hanno cominciato questa lunga avventura che prosegue ancora oggi. Quindi la parola per un saluto al sindaco. Prego. Grazie, come dicevi giustamente, Conegliano, Vittorio Veneto, Pieve di Soligo, la culla del Carnevale di Marca, e oggi siamo qua per l'ennesimo anno a dare un po' di gioia ai bimbi, alle famiglie, a tornare un po' tutti i bambini. Io avrò un vestito un po' particolare, ma che voi mi sembrate messi non scherziamo, bene. non scherziamo. Non scherzate, grazie a Redo, grazie a tutto il Carnevale di Marca, veramente la città è in festa, tanta gente, è quello che ci piace vedere. Grazie per tutto quello che fate, grazie anche a tutti i volontari che partecipano nella realizzazione dei carri mascherati. Non è facile coinvolgere tante persone, complimenti a tutti e buon lavoro. Sindaco, un pubblico variopinto e colorato, abbiamo visto veramente il colpo d'occhio fantastico, ma vogliamo che siano ancora di più i coneglianesi a scendere in piazza quest'oggi, e quindi magari ci risentiamo anche dopo per fare un bilancio, per capire quante persone sono venute. Assolutamente, a dopo e buon lavoro a tutti. Grazie Sindaco. Grazie. Allora noi adesso siamo già con il primo carro allegorico che sta raggiungendo la posizione qui davanti. Il secondo, questo è il secondo carro allegorico, che era il primo, ma che poi sarà il ci sono stati dei problemi tecnici, e con noi abbiamo il carro allegorico. Entriamo nel mondo Disney con gli amici delle parrocchie di Bocca di Strada e Santa Maria del Piave, Disney 100+1. Questi sono un gruppo che ci presentano i vari personaggi del mondo Disney. Esatto, un gruppo che partecipa da diversi anni, e non possiamo non menzionare il buon Don Walter, che per tantissimi anni ha accompagnato proprio in prima persona il gruppo. Facciamo un applauso a Don Walter, che non c'è. No, perché dove va lui semina il carnevale. Esatto. È il prete che benedice con i coriandoli, lo ricordiamo. Allora intanto ricordiamo che invitiamo anche sul palco un rappresentante del gruppo per la consegna dell'attestato. Esattamente. E ricordiamo anche che, caro lei, guardi lassù in cima, cima. Siamo controllati, non possiamo dire eresie perché siamo in diretta su Veneto Globe, quindi, e sui canali social dell'associazione Carnevali di Marca. Ecco, quindi ringraziamo tutti gli operatori che stanno riprendendo la sfilata.
quei pochi che sono rimasti a casa possono seguirsela dal divano. Però Ecco. in teoria noi avevamo la liberatoria oggi. Sì, abbiamo Giornata firmato tutto. Giornata cazzata era considerata. Sì, abbiamo firmato. sì. Tipo John Travolta, noi firmiamo, chissà se abbiamo firmato. Non si può dire, perché lui non ha firmato la liberatoria. Che scarpe hai su? No, le nascondo così subito. Bravo. Allora un applauso per gli amici di Bocca di Strada e Santa Maria del Piave, Disney 100+1. Allora, ricordiamo, prima il sindaco ha anche ricordato la preziosa collaborazione di questi gruppi. Ricordiamo che per fare carnevale ci vuole ogni volta tempo ed edizione. Allora, facciamoli accomodare qua al centro della scena, scusate. Eccoli qua. Facciamo il sindaco che consegna le foto di Rito. Le foto della Rita, ma chi è sta Rita che non ho mai capito? Guarda il sindaco attorniato da dei santi ragazzi di questo Disney con i vari personaggi che ci tengono compagnia. I personaggi dei classici Disney con questo tema adorato dai più piccoli per ricordare tutti, ma proprio tutti i bambini del mondo. Abbiamo visto Topolino con Minnie, poi abbiamo visto Pippo. Insomma, ce n'è per tutti i gusti, Paperino e Paperina. Bene. Che sono qui, che ci hanno preso gusto a fare le foto col sindaco, mi pare di capire. Sì. Ma c'è sempre il solito reporter, quello che fa 60.000 fotografie. Esatto. È lui, quello col berretto verde. E poi abbiamo il carro e quindi vedremo appunto la carica dei 101, i cuccioli di Dalmata che rappresentano tutti i bambini e le bambine del mondo che per svariati motivi si trovano in condizioni disagevoli. Eccoli qui che arrivano! Hey! Volevo chiedergli se hanno il ballo del qua anche loro. Chissà. Era più bella bionda l'autista. Sì. Adesso provvediamo, tutta un'altra roba. È tutto un bel vedere, complimenti. Tutta un'altra roba. Ricordiamo parrocchie di Bocca di Strada e Santa Maria del Piave nel pomeriggio del Carnevale di Marca. Tu li riconosci? Questi qua, li hai già visti? Sembrano quasi la banda Bassotti. Sono pericolosi. E quindi abbiamo detto appunto che negli anni Don Walter ha seminato il carnevale, quindi nelle parrocchie di Bocca di Strada e Santa Maria del Piave, che adesso sono guidate da Don Stefano, hanno deciso di proseguire questo percorso del carnevale e questo è molto bello. Infatti questo è un esempio di come negli anni si riescono a creare un gruppo e anche in questo aggregazione, amicizia, e vanno avanti. Adesso, signori e signori, siamo agli albori del 1492 e arriva la Nina, la Pinta e deve essere la Santa Maria. La Santa Maria direttamente dall'Osson della battaglia in quel di Meolo, le caravelle, eccole qua. No, siccome si chiamava Pinta, mi viene il dubbio, non è che erano dei distributori inglesi di birra chissà, che si erano nascosti? Chissà. Allora ci portano nel favoloso mondo lo ricordiamo, delle caravelle. Delle caravelle, naturalmente ricordandoci questo favoloso periodo che ricorda la conquista dell'America da parte di Colombo, questa grande avventura, e loro l'hanno messo in chiave allegorica e quest'oggi sono qui con noi per trascinarci nel mondo del carnevale. Pensa che telefonate che faceva l'Eterna di Colombo, che si telefonavano da una caravella all'altra. E guarda la maestosità di questo carro con una barca che sfila qui davanti alla scalinata degli Alpini di Conegliano. È tutto dire. Tanta roba. Ma te lo vedi Colombo che dice: Belin, sei in ritardo. Sì.
e invitiamo anche una delegazione di questo gruppo Certo. a salire qui sul palco per ritirare l'attestato di partecipazione dell'associazione Fuori i Giri di Losson della Battaglia. Lasciate di là. Ecco qua la consegna ufficiale Lasciamo al con sindaco. questa invasione di palco. Le caravelle. Il mondo che ci ricorda la scoperta dell'America portato dagli amici di Fuori Giri, perché se erano entro i giri non erano più loro. No. È giusto, no? Se non sono fuori noi non li vogliamo. Assolutamente, No, sì, sì, assolutamente. Pronti per vedere scorrere qui davanti al palco la Santa Maria. Girerei di lato questa perché già è sempre più qua. Giriamo di lato. E l'applauso di Conegliano agli amici che ci hanno portato nel magico mondo delle caravelle. Guarda, ci salutano pronti a salpare per altri lidi. Scusi, ma lei è il tenente Colombo? Più o meno. Quello più importante è quello in cima. Attenzione lassù, È attenzione. quello che diceva terra! Però in realtà diceva c'ho la terra sotto le scarpe. Sì. Pensa che bel colpo d'occhio da lassù, Sì. Vero? Ha pagato il biglietto, Sì. Mesi di preparazione meritata per vedersi il colpo d'occhio. Lo vediamo concentrato, infatti, è concentrato, guarda, vedi che è proprio concentrato. E mentre vediamo scorrere questo gruppo, il gruppo Fuori Giri di Losson, Siamo adesso pronti per entrare nel mondo del Far West con gli amici della società ginnastica Conegliano. che sono partiti, dovevano essere in pole position, però c'è stato un problema tecnico, però ce li abbiamo qua. Eccoli qua, gli amici della scuola di ginnastica di Conegliano che ci tengono compagnia con il mondo del Far West. Eccoli qui. Allora intanto ricordiamo, mentre li vediamo scorrere qui davanti al palco, un grazie ancora ai nostri sponsor VIP Tende, Sallo Group, Autogiada, Homes Industria, oggi Treviso, Tofolatti Gioielli, Maxi, Conè, Soligo Spumanti, Noi per Noi, Mutuo Soccorso, Banca Prealpi, San Biagio e Dema Pubblicità. Questi naturalmente gli sponsor. E eccoli qua. Eccoli qui. Società Ginnastica Conegliano che ci organizza corsi di ginnastica artistica dai 3 anni ai 99, perché il 100 è fuori giri, non c'entra. Abbiamo anche un alieno qua davanti, non so se hai notato. Sì, Comportati sì. bene che... Allora invitiamo naturalmente 2 o 3 persone del gruppo a salire qui sul palco per ritirare l'attestato di partecipazione. Allora c'è paura, c'è timore nell'aria, Potete salire, salendo qui, di là c'è la scaletta. E accogliamo con un applauso, eccoli qui, ci dicono Eccoli qua. che fanno corsi di ginnastica artistica dai 3 ai 99 anni. Quindi ecco, possiamo andare anche noi. Sì, esatto, non so perché con quali sì, risultati, ma però magari insomma, ci proviamo, ecco. Grazie mille, naturalmente, eccolo qua,
c'è la foto, signora mascherata. E mentre salutiamo Benissimo. gli amici della società ginnastica Conegliano, siamo pronti Con il prossimo gruppo, gli amici, il comitato direttamente da Cusignana, comitato Colombere. l'incanto della natura. Attenzione qui, attenzione. Allora, l'incanto della natura, loro praticamente uniscono, questo gruppo ha voluto unire la fantasia in questo periodo di carnevale, ricordando la bellezza della natura e quindi anche il suo rispetto. È un tema che quest'anno è molto sentito anche sì. nel mondo dei carri allegorici. Abbiamo quindi visto nelle varie piazze dei carnevali di Marca tanti carri basati sul tema della sostenibilità, dell'ecologia, e questo ci fa ovviamente piacere. E quindi nel nostro mondo di fantasia c'è la natura in allegria, la più bella e originale, eccola qui oggi a sfilare. Madre Natura con la sua purezza e la sua dolcezza, il suo passaggio vi accarezza. Le fanciulle molto belle sembrano 2 stelle, 2 rose giganti, sono molto eleganti. Alberi maestosi e fiori dai 1000 colori, oche e mucche tra piante che mettono fiori tutte quante. Tra coriandoli e musica le ballerine avanzano per contornare il tutto mentre danzano. Il comitato Colombere di Cusignana, tra maschere, coriandoli e stelle filanti, augura buon carnevale a tutti quanti. a lei, buon carnevale. Anche a lei, Grazie, anche a piacere lei. di averla vista. In tutte le cose della natura esiste qualcosa di meraviglioso. Il cargo, come l'incanto, crede che i sogni possono diventare realtà e qualcosa di magico può sempre accadere. A tutti voi presentiamo il cargo 2024, l'incanto della natura. E questo era l'incanto della natura che stiamo vedendo direttamente dal Hai comitato. visto che roba, visto che roba, che effetti speciali. Facciamo un bel applauso all'incanto della natura del comitato Colombere di Cusignana, oggi a Conegliano, solo per voi signori. Lo facciamo un bel applauso anche al nostro corpo di ballo. E brave, 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 brave. Allora, naturalmente noi invitiamo anche una delegazione, una piccola delegazione a raggiungerci qua sul palco per ritirare l'attestato di partecipazione. Se abbiamo una piccola delegazione del comitato Colombere, forza. E quindi l'applauso di Conegliano, ovviamente avremo modo anche di ricordare nel corso di questo pomeriggio di quanto impegno ed dedizione ci sia nelle settimane e nei mesi precedenti per la realizzazione
delle coreografie, dei costumi, ma soprattutto dei carri. Eccolo qui, Comitato Colombare è pronto per la foto di rito e la consegna dell'attestato di partecipazione alla sfilata dei Carnevali di Marca di Conegliano. Eccoli qua, il Comitato Colombare. E noi ringraziamo l'amministrazione comunale di Gialla Castello, la nostra sindaco, ringraziamo Carnevali di Marca per l'ottima organizzazione, come sempre, d'altronde. Grazie a Leno, è stato un piacere essere qua a Conegliano oggi con questa bellissima giornata, tantissima bella gente. Speriamo e ci godiamo di tornare anche l'anno prossimo. Grazie della manifestazione. E non è ancora finita perché ovviamente la sfilata continua. Grazie mille. Bravissimo. Grazie a voi. Guardate anche la maestosità di questo carro allegorico, cogliamo anche l'occasione per ricordare, vedete in questo caso ci sono le luci perché ci sono anche diverse Sfilate in notturna. quindi anche l'impegno ulteriore di preparare il carro e animarlo con delle luci. Ricordiamo, visto che adesso vediamo transitare questo carro allegorico, che Carnevale di Marca ben 22 comuni, 22 sfilate toccate dal Carnevale, oggi in contemporanea c'è a Treviso, poi ricordiamo che avremo ancora l'appuntamento sabato in quel di Soligo, in quel comune di Farra di Soligo. Ma poi siccome... poi il 18 siamo a Sernaglia alla battaglia e... Siccome non volevamo finire troppo presto il Carnevale, abbiamo ma non diglielo al fatto sindaco di Conegliano. Abbiamo fatto sì che piovesse lo scorso weekend, in modo da fare anche il 25, il giusto? 25. Ecco. E Quindi e comunque in quel caso il sindaco di Conegliano può venire a Vittorio. può venire vestito ne ha facoltà, vestito da sindaco, vestito da so se sindaco. vediamo. Sì, con la fascia. Esatto. Gli lasciamo un lascia passare a 38. Gli lasciamo un lascia passare a 38. Esatto, e siccome ci sono le elezioni a Vittorio, non so se vuole candidarsi anche lì, così se non sa cosa fare. E allora adesso, signori e signori, scherzando di palo in frasca, adesso siamo con il magico mondo dei Flintstone, direttamente, se non sbaglio, da Pieve di Soligo, con gli amici di Coriandolando per Pieve, che ci fanno immergere nel mondo appunto dei Flintstones. Vediamo quanti sono, guarda il colpo d'occhio da qui, guarda quanti sono. Sì, no, poi però a me fa paura, guarda, ho il colpo d'occhio, però no, aspetta, c'è Vilma! Vilma la clava, avrei un po' di paura, insomma, ecco. E dopo il solito problema è che c'è sempre un losco figuro lì che poi sale sul palco. Non si sa mai. Quindi sono Andolando per Pieve, guardateli nella loro bravura e imponenza. Noi intanto invitiamo una delegazione. Vilma, se vuoi salire tu sul palco, ecco, il sindaco è qua che ti aspetta. E ricordiamo che sono tantissimi. Adesso non so quanti siano oggi, ma per ricordare uno dei gruppi credo più numerosi, durante la sfilata di Pieve di Soligo erano in 153 a sfilare, non so se ci rendiamo conto. Praticamente hanno cominciato a fare e sono arrivati a esatto. Guarda quanti sono. Ecco, qui abbiamo la nostra amica qua con la consegna dell'attestato di partecipazione alla sfilata di Conegliano. Guardate che bella la Vilma. Edizione 2024. Grazie mille. Ciao. E poi, ma ricordiamolo anche perché è stato un cartone animato che ha sempre tenuto compagnia a diverse generazioni. C'è anche Dino abbraccia tutti, se avete bisogno di un abbraccio, vedete che c'è anche Dino che vi abbraccia. Vediamo che tutti questi Flintstone, gli antenati pronti a donare allegria ed equipaggiati con potenti mezzi totalmente green e tanta voglia di ballare qui insieme a voi. Sempre numerosi e felici i nostri amici di Coriandolando per Pieve vi invitano a condividere questo spettacolo di ballo, luci e colori. Dino, ti aspettano qua sul palco, vieni un attimo sul palco. Dino, sali sul palco, se ci vedi fategli strada. Attenzione, scalini, scale, che non ci giochiamo Dino prima del tempo. No, ma se ti ricordi nel cartone animato lui arrivava e faceva Eccolo qua Dino, vieni vediamo avanti. Salire.
Eccolo qua il mitico Dino del gruppo dei Flintstone. Ci vede tanto Dino, eh? Dino, vieni al centro della scena, vieni, vieni. Ecco. Pronto per l'applauso del pubblico di Conegliano e per la foto di rito insieme al sindaco. No, oltretutto bisogna dire che Dino è un temerario, perché anche Federico a Pieve, pensate, erano ben 150 spilare. Anche oggi vediamo un nutrito corpo di ballo qui in centro a Conegliano. Caro lei, tutto bene? Ottimamente. Ecco, non basta, fine. Sì, una dichiarazione lampo. Sì, ma Ezio è per la dichiarazione lampo. Esatto. Tutto si sta svolgendo secondo il cronoprogramma dei carnevali di Marca? Va tutto perfettamente, dietro le quinte e anche davanti. Anche davanti, bravo, giusto. E intanto arrivano i Flintstones direttamente da Pieve di Soligo. Loro arrivavano con l'autoscarpa, ricordando la famosissima auto che la vediamo sul carro allegorico, mossa dalle trazioni dei... Sì. Poi ricordiamo che loro fanno anche tanta fatica, ogni sera si mangiano le bistecche di Brontosaulo. Sì, eccole qui. Senti la sigla del famoso cartone. E comunque possiamo dire che nonostante ci siano una montagna di nuovi cartoni animati, sì, alla fine quelli storici guadagnano sempre. Occhio! No, è perché gli devono cucinare le bistecche di Brontosauro. L'atmosfera si sta scaldando lì, attenzione. Sì. Fanno anche il video direttamente. Allora ricordiamo agli amici di Coriandolando per Pieve e intanto cogliamo ancora l'occasione per ricordare quelli che sono i nostri sponsor. Da VIP Tende, Sallo Group, Autogiada, Homes Industria, oggi Treviso, Toffolatti Gioielli, Maxi, Spa, Solino Fumanti, Noi per Noi, Banca Prealpi San Biagio e Dema Pubblicità. E ricordiamo anche che potrete contribuire anche voi un po' a sfidare la sorte, a giocare con noi, con la Lotteria dei Carnevali di Marca, ma anche a far sì che anche l'anno prossimo possiamo tornare qui in piazza a festeggiare. Come fare tutto ciò? Acquistando un biglietto del costo di 2,50 € della Lotteria dei Carnevali di Marca, che vi consente di vincere. C'è una signora, eccola qui, qua davanti abbiamo la signora dei biglietti. Guarda, sta diventando rossa anche come il colore della... Esatto. Però vi ricordiamo che lei potrebbe avere un lascia passare per portarsi a casa uno dei favolosi 50 premi. Ricordiamo, primo premio una Peugeot 208 Active, poi abbiamo dei prodotti che arrivano direttamente da Toffolatti Gioielli, abbiamo dei buoni Maxi supermercati, dei buoni spesa, abbiamo un po' di tutto. Fino al 50° premio, valore 50 €. Ma soprattutto, appunto, il primo premio l'abbiamo visto sfilare mezz'oretta fa qui davanti al palco, l'auto del valore di 21.500 €. Quindi voi comprando i biglietti potete vincere, ma far vincere anche Carnevali di Marca, perché ricordiamolo che quello che viene raccolto viene destinato a sostenere le diverse sfilate. E non solo, perché la Lotteria dei Carnevali di Marca è anche una lotteria di beneficenza e quindi l'Associazione Carnevali di Marca insieme alle amministrazioni comunali va a individuare ogni anno delle realtà che operano nel sociale del nostro territorio e quindi fate anche della beneficenza. Cosa volete di più?
qualcos'altro. Comunque va bene. Uno Allora sprizzetto, sì, uno esatto. sprizzetto. Adesso siamo con gli amici di Fonfierun di Corbanese, perché dovete sapere che a Corbanese e nelle colline esisteva un'antica tribù, erano molto Dai, simpatici. Sì, sul serio? invitiamo un gruppetto a salire, a salire qua sul palco per ritirare l'attestato Sì. di partecipazione anche dei Fonfierun. Allora se qualcuno vuole salire, non dico tutti, qualcuno dei Fonfierun che vuole salire, tirare l'attestato di partecipazione. E mentre arrivano gli amici di Fonfierun, salutiamo anche Dolcerie Veneziane che ci hanno regalato i crostoli, ricordiamo il che nostro hanno sfamato, guarda chi arriva qua, che ci hanno sfamato tutti i carri all'ammassamento, quindi ringraziamo gli amici di Dolcerie Veneziane. Arriveranno tutti sul palco? No, basta solo una qua davanti. Chiediamo una delegazione, si arriva piccola. Bene, allora 1, massimo 2, massimo 3 esponenti possono salire dalla scaletta, tutti gli altri qua sotto. No, sono come le suore che volevano andare tutte da Papa Francesco. Non so se te lo ricordi. Ecco qua. Eccolo qua, no. 1. No, basta. Grazie, la ringrazio. Allora, Sindaco, naturalmente si vuole consegnare l'attestato di partecipazione. Eccoli qui. Qui davanti. Il capo tribù con la tribù. Bene, li ringraziamo, gli amici di Fonfierun. Che Direttamente da Corbanese. Fonfierun di Corbanese, questa comunità particolare. La tribù del Fonfierun. Gli sparano. Occhio. Una volta era facile fare questo lavoro. No, ma io sono sempre della solita teoria. Piuttosto che piova qualcosa, meglio che piovano coriandoli. Va benissimo. Coriandoli. Per carità, vara borse, vara sacchi di coriandoli, sì, che hanno scorte anche per l'anno prossimo, sono già pronti. Occhio che sta imbracciando il fucile. Occhio. Mamma mia. Ma questi qua li hanno provati alla Galleria del Vento della Ferrari? Sì. Cioè, provavano il miglio. Andiamo pure avanti veloci, che sennò qua non arriviamo alla fine. Allora, no, dicevamo... Cosa dicevamo? Non lo so, però diciamolo. Però era importante. Bene, allora, caro, ma non abbiamo fatto visto che abbiamo un po' di spazio, sì. Una bella intervista al nostro presidente. Presidente, venga qui. Permesso? Guadagniamo un attimo il centro del palco. Guadagniamo il centro della scena. Allora, eccolo qua. Caro il nostro Redo e poi Bezzo, perché prima arriva Redo e poi arriva Bezzo. Ma d'altronde c'è una station wagon, carica, sale davanti, il cognome arriva dietro. Esatto, il presidentissimo dell'associazione Carnevale di Marca, che prima era qui in veste di notaio per il gioco. No, perché ma adesso... Ma sai che gli hanno scritto l'ordine dei notai? Honoris causa. Lo vogliono assumere. Molto bene, allora Presidente, vorremmo dire siamo giunti quasi alla fine del Carnevale, ma non è vero. Non è vero. No, intanto buongiorno di nuovo a tutti quanti, a tutti i vari coglianialesi che sono presenti qui e non solo. Vi ringrazio tantissimo della vostra presenza, ringrazio degli applausi appunto che farete sicuramente a tutti i cari che stanno sfilando. Approfitto per ringraziare anche l'amministrazione comunale per il supporto e tutti i volontari che sono qui appunto, che garantiscono la sicurezza in modo che possiate divertirvi oggi qui a Conegliano. Numerosi, molto numerosi oggi. Sì. Ricordiamo anche, perché abbiamo il maxi schermo qui dietro, che siamo anche in diretta su Veneto Globe, quindi siamo in diretta streaming. Chi non dovesse riuscire ad arrivare qui
Conegliano può guardarci dal telefono, dal salotto di casa, dove vuole. Poi in teoria può anche guardare in contemporanea anche l'altra diretta. E dopo che c'è anche Treviso, quindi lo ricordiamo che oggi c'è l'imbarazzo della scelta. Ricordo appunto che oggi non c'è solo Conegliano, c'è anche la sfilata a Treviso in contemporanea, appunto martedì grasso. Tu dicevi siamo arrivati alla fine. Non è vero. No, assolutamente. Siamo a metà? Siamo a metà, però io ho paura che prima o poi succeda qualcosa, perché noi continuiamo a dire martedì grasso. Se qualcuno che magari il martedì si offende, bisognerebbe dire martedì grosso. Grosso? Sì, non lo so, io cambierei. Perché ultimamente... No, non si può dire niente, bisogna stare attenti. Bisogna stare attenti. No, adesso volevo fare una domanda. Presidente, infatti, chissà il presidente questo cappello qui, chi ha pagato il presidente per indossare questo cappello? Ci sarà una griffe? Sarà una griffe. Ma secondo te il presidente ha ballato, è andato anche lui a ballare il famoso ballo del qua? Sì. Allora, vabbè, oggi non riusciamo, ma lo prepariamo. Ci sono rischi da assumersi e anche da condividere e da ridurre al minimo possibile. Comunque è una festa e quindi godiamocela. Applaudite i carri, applaudite i vari costumi, ai vari figuranti. Noi abbiamo 8.500 figuranti che nell'arco di tutta la manifestazione sono presenti nelle nostre sfilate, che appunto vengono cuciti dalle sarte, dai vari gruppi, le coreografie e i gruppi, i caristi che si dedicano mesi di lavoro durante il periodo invernale, quindi dovete assolutamente applaudirli e ringraziarli per quanto loro fanno durante questo periodo e vi offrono un grande spettacolo oggi pomeriggio. Benissimo, grazie Redo. Dopo mettiamo il ballo del qua. Allora adesso se cerchi ballo del qua non esce più la canzone, ma esce solo tutto il disastro. Esce solo John Travolta. Esatto. Eccoli qua, gli amici del gruppo del Santo. Pensate che questo gruppo ha oramai oltre la 41esima edizione di sfilate, pensate un po'. E questo è il caso, diciamo che ci sono 3 generazioni, il buon Dal Santo che è qui presente, i figli adesso sono i nipoti. Ma pensa che bello! E quindi la tradizione del carnevale che si ripropone, quest'anno ci portano nel mondo dell'Olanda, quindi con i mulini, zoccoli e tulipani che ci ricordano appunto l'Olanda, con i colori e i vestiti tipici e tradizionali. Ci sono i contadini che raccolgono i tulipani e le olandesine con i loro simpatici cappelli che vi faranno divertire con i loro balli e la loro allegria contagiosa. Il gruppo del Santo! E allora dicevamo il gruppo olandiamo, il gruppo del Santo, con vedete proprio i agghindati con i tipici esempi, stereotipi dell'Olanda, dicevamo le olandesine, gli zoccoli, i tulipani e naturalmente i mulini a vento che richiamano proprio quel mondo. Eh sì, guarda il mulino che sta arrivando. C'è un olandese? Sì. È quello semina patate, le famose patate olandesi. E intanto poi quando hanno finito questo giro tondo invitiamo un rappresentante appunto del gruppo qui sul palco per ricevere l'attestato di partecipazione alla sfilata di Conegliano. Allora invitiamo naturalmente a salire qua sul palco dei rappresentanti, eccoli qua. Abbiamo l'oste olandese con la olandese. No, salga di là. E direttamente dalle mani del sindaco Chies. Eccoli qua, salutiamoli. Da Prata di Pordenone il gruppo Dal Santo, un gruppo veramente storico e immemore la loro partecipazione al Carnevale di Marca, e l'applauso di Conegliano.
con la borsa. Redo ormai gira con una borsa della spesa. Gli amici del gruppo Dal Santo, 41esima partecipazione alle sfilate di Carnevale, la dice lunga su questa lunga storia di questo gruppo che si tramanda di generazione in generazione, come dicevamo prima. Sono dei veri appassionati e oramai fanno parte della tradizione. Se non vedi il gruppo Dal Santo a Carnevale, il Carnevale non ha il suo senso. Sì. E mentre salutiamo il gruppo Dal Santo, siamo pronti ad accogliere questi qua. Devono essere scappati di casa. Quella maledetta banda, quella maledetta banda. Ma questo vestiario qua mi ricorda qualcosa. Quella maledetta banda che ci ricordano il gruppo della banda Bassotti. Yes! Guardiamo naturalmente, abbiamo Paperon de Paperoni che cerca di nascondere il suo i suoi ricchi possedimenti, e naturalmente c'è la banda Bassotti che tenta di rubare al magnate che era Paperon de Paperoni. E infatti sta arrivando proprio il deposito di Paperon de Paperoni, ma davanti, guardate, questa è più che una banda, cioè è proprio una... è una gang di alto livello. Sì. Vedi quello che c'ha il carretto? Dentro là deve aver fatto incetta, ha fatto bottino. Dici? Ha fatto bottino di coriandoli. Ma di coriandoli o di altro? Allora invitiamo anche questo gruppo, una rappresentanza, a salire qui a prendere naturalmente l'attestato di partecipazione alla sfilata di Conegliano edizione 2024. Quella maledetta banda. Eccole qui. Una rappresentanza femminile della banda Bassotti. Le abbiamo perse. Dove sono scappate? Ci siamo persi la banda Bassotti. La banda Bassotti è andata a fare qualche colpo. Con la L maiuscola. Questa volta non c'è il tuo trattorista preferito, Questa volta non c'è il tuo trattorista preferito. Ecco che arrivano. Ah, sono andati a chiamare rinforzi. Eccoli qua. E la consegna dell'attestato di partecipazione, eccoli qua. Grazie, quella maledetta banda. Questi sono quelli che alzano i coriandoli solo con la potenza delle casse. Vorrei anch'io un muro di casse così a casa.
Guardalo, guardalo, Paperon de Paperoni, eccolo qua. Si sta bene lassù? Immagino. Com'è il colpo d'occhio da lì? Il colpo d'occhio! Il colpo d'occhio! Perfetto! E intanto, quando torneremo in onda noi, adesso aspettiamo. Tra poco torniamo in onda. Pronto? Sì. Pronto? Sono io. No, volevo ricordarti che ho Sì. visto che lì dietro c'è Egidio. Cosa starà facendo Egidio? No, Egidio sta gonfiando dei palloncini. No, ma ha anche preso ha messo anche sotto tutti a gonfiare palloncini qua. Oh. Ecco. Quindi ci sono anche i palloncini per i bambini qui dietro degli sponsor, Sì, sì. ok? No, perché sapete, noi abbiamo uno che si chiama Egidio. Egidio, che se a Carnevale non gonfia palloncini esatto. non si Non è emoziona, contento, esatto, non è contento. Infatti esatto. ma ha soldato anche quello del service. esatto. Tutti a gonfiare i palloncini. Oh, adesso ci abbassiamo un attimo il volume prima di... Sì, adesso stiamo tornando un po'. Beh, ma guarda che questi sono famosi, hanno il primato italiano che riescono a far muovere i coriandoli solo con la musica, sono abbastanza Coi bassi, solo coi bassi. Sì, allora io ricorderei un attimo di fare qualche passo indietro, dovete lasciare libera la sede stradale perché stanno arrivando i carri, altrimenti per questioni di sicurezza dobbiamo un attimino tornare vicini al marciapiede e ricordiamo che ovviamente, come abbiamo detto più volte nel corso del pomeriggio, oggi è il martedì grasso e da tradizione si chiuderebbe il carnevale, Ma non è invece così, no, ma non è invece così. no. Noi ricordiamo che, vabbè, a parte la contemporaneità di Treviso, sabato ci sarà ancora Carnevale. Perché se uno è qua non può essere là, Sì. a parte Redo che tra un po' sarà di là. al dono ma era dell'ubiquità. qua. Esatto. Allora, voi rimanete pure qui. Rimanete qui, Ecco. però poi abbiamo l'appuntamento di sabato prossimo in quel di Soligo, poi ci sarà domenica a Sanaglia la battaglia e Dulcis poi? in fondo a Vittorio Veneto, visto che Il 25 erano tutti liberi, non sapevano cosa fare. Dai che ci occupiamo l'altra domenica, il 25 a Vittorio Veneto. Quindi però è proprio così, no? si recupera la data dell'11 febbraio che era Esatto. piovosa. E adesso siamo con gli amici che arrivano proprio a Vittorio Da Veneto, Vittorio Veneto. che sono il Frenesi. Pensate, questa scuola di danza dal 1983 si occupa di danza sportiva e sociale nel territorio. Quest'anno il tema che vengono a proporci è un film cult degli anni 90, Men in Black, coreografie e canzoni hip hop dance che hanno fatto ballare i più giovani in quella decade. Frenesi in Black. Eccoli qua. C'è la signora lì, sembra... Sì, che faccia parte della banda. No, è venuta giù in ferrovia, Ah, è arrivata ok. in ferrovia, è arrivata qua tac. direttamente. Frenesi in Black, questa scuola di danza Direttamente da Vittorio Veneto. direttamente dal 1983 si sono catapultati qui. Esatto. Quindi hanno E solo adesso stanno ballando, ma dopo chiameremo sempre uno o due rappresentanti della scuola di danza Frenesi qui sul palco per ricevere l'attestato di partecipazione alla sfilata di Conegliano. Allora, a vedere questi costumi mi viene in mente che, se ti ricordi, anni fa eravamo vestiti più o meno da Blues Brothers, Sì, no? sì. Boh. Poi abbiamo avuto i Banda Bassotti e un po' di dignità l'avevamo già e adesso messicani. Allora invitiamo una delegazione del Frenesi a salire sul palco a recuperare. È sempre la signora del È sempre treno la che signora, viene sul palco, attenzione. La signora che arriva direttamente da Vittorio Ferrovia, eccola qua. Eccola qua, pronta per ricevere l'attestato di partecipazione. E quindi Ecco qua.
ringraziamo il Frenesi che naturalmente ritrovate naturalmente a Vittorio Veneto, ha 41 anni ma è giovanissima questa scuola, è sempre pimpante, fresca. E allora adesso che ricordiamo anche un attimo, adesso abbiamo un po' di pausa, abbiamo giochi della spesa da fare, ai tè con i biscotti o facciamo direttamente pausa a te, però potrebbe essere una bella cosa. Allora ricordiamo intanto una cosa, che noi siamo qui dalle 2 praticamente di oggi pomeriggio a ridere, scherzare, festeggiare, e si continuerà ad oltranza, ma poi la festa continuerà anche al centro commerciale Conè, perché dalle 17 più o meno ci sarà animazione anche lì al Conè, quindi ci sposteremo idealmente tutti quanti al centro commerciale Conè. Si sposterà Federico, che poi è d'accordo col Conè che chiude lui la seranda alla fine. La seranda la chiude lui. E poi andiamo anche tutti quanti lì, cioè andiamo ad invadere Conè praticamente. Poi andiamo dalla signora Luciana, mi pare, che ha vinto il buono. E ci facciamo offrire qualcosa. Che ci facciamo offrire chiaramente un bel aperitivo. Allora, a tal proposito, ringraziamo quelli che sono gli sponsor: VIP Tende, Sarlo Gruppo Autogiada, Dema Pubblicità, Ums Industrie, Oggi Treviso, Tofolatti Gioielli, Maxi Spac, Conè, Soligo Spumanti, Noi per Noi, Banca Prealpi San Biagio. E naturalmente ricordiamo anche la Lotteria dei Carnevali di Marca, che ricordiamo montepremi di 25.000 euro, i premi che vanno dal primo, che è la bellissima Peugeot 208, che allora no, facciamo le cose fatte bene. Dica. Elenchiamo i premi della lotteria, perché così magari qualcuno che ci sta facendo un mezzo pensierino fa un pensierino intero e compra uno o più biglietti della lotteria. Ecco. Allora, quindi, intanto aspetta, ci dicono di arretrare un po' naturalmente qui davanti al pago, per cortesia, per far arrivare naturalmente, per permettere al carro di poter transitare. Intanto ricordiamo, vai con i premi. Allora, il montepremi totale è di 25.000 euro. Il primo premio l'abbiamo già detto, ma poi lo ripeteremo, ma partiamo dal 30° premio, quindi dal 30 al 20 dei buoni spesa del valore di 50 euro. E già là avete vinto. Dal 20° al 5° dei buoni acquisto Maxi X Pack del valore di 50 e di 100 euro. Il 4° premio è un buono acquisto Maxi X Pack del valore di 200 euro. E poi abbiamo il 3° premio, che è un buono acquisto Tofolatti Gioielli del valore di 500 euro, che quindi qua la roba inizia a farsi interessante. Buono acquisto Tofolatti Gioielli, il 2° premio di 1.000 euro del valore di 1.000, altro che regalo di San Valentino. No, ma infatti volevo dire, allora giocatevela, però occhio alla ciabatta della signora. Potete arrivare a casa con un bel pacchetto infiocchettato dei biglietti della Lotteria dei Carnevali di Marca. Lei vi dirà cosa hai preso e dici: guarda, io e te siamo molto fortunati, giochiamoci questa fortuna. Ti do il biglietto, magari vinci il premio. Però guardate bene se ha ciabatte a portata, piatti, a portata di mano. Però mano. potrebbe essere un regalo alternativo. Ma perché tutto questo? Perché il primo premio della Lotteria dei Carnevali di Marca è una Peugeot 208 Active Pack del valore di 21.500 euro, quindi non so se mi spiego. Ecco. Benissimo, e adesso noi ritorniamo naturalmente con la nostra bomba, con la nostra diretta. Eccoli qua i nostri amici che arrivano, sono sempre quelli di Tezze, sempre qui di Tezze, con il loro carro allegorico che ci porta nel mondo del Far West. Eccoci qua, pronti? Sapevi che a Tezze c'è un gruppo di cowboy, è storico. Qui a Conegliano un pomeriggio bello ricco, perché stavo facendo due conti e abbiamo appena superato la metà. Cioè, non so se mi spiego. E pensa che tu devi chiudere la serranda. Dopo una certa ora, se volete faccio anche le pulizie al Conetto. Se vuoi portargli anche un panino, lui lo trovate. E intanto chiamiamo anche uno o due rappresentanti del gruppo, sempre quelli di Tezze, qui sul palco.
per la consegna dell'attestato di partecipazione dalle mani del sindaco di Conegliano. Eccoli qua. Immortalati anche dalle telecamere di Veneto Globe. Gli amici di Tezze che ringraziamo e salutiamo, che naturalmente si portano al seguito la mucca Carolina. La mucca Carolina, che è la madrina. Questi sono sempre quei di Tezze che ci E accompagnano. vogliamo sentire l'applauso di Conegliano. Forza, forza, forza! Eccoli qua! Al pistolero, giusto? Sì. Adesso magari ci spunta anche Elettra Lamborghini Chissà. e siamo a posto. Sassà. Gli amici, sempre quelli di Tezze, che salutiamo. Salutiamo gli amici di Tezze oggi a Conegliano. E che rivedremo per il secondo passaggio. Adesso intanto arrivano gli amici di San Vecarri. Questo è un gruppo che è nato per caso a San Vendemiano. Sì. E questo possiamo anche raccontare un po' Sì, le sì, storie sì, certo. di come nascono i gruppi. I gruppi nascono un po' perché c'è qualche matto che vuole fare il carnevale. Spesso e volentieri è successo che Carnevali di Marca è stato la scintilla che ha fatto in modo che alcune persone si mettessero assieme per queste avventure. San Vecarri ha cominciato con un piccolo carro allegorico e poi sono riusciti naturalmente a organizzare a partecipare alle sfilate, e oggi sono qui con noi con il mondo di Pinocchio. E possiamo anche fare un appello: se tra di voi c'è qualcuno che oggi prova un po' di invidia rispetto a tutti coloro che stanno sfilando, l'anno prossimo potreste sfilare anche voi. Ecco qui pronti per la foto di rito con San Vecarri. Poi ci facciamo pure un selfie, direi. No, oltretutto vedi che c'è il capocarro. Comunque se lo vedete a bordo di un bisonte, di solito si presenta così, il nostro capocarro. No, tutti qua. Fermi là. Pronti? Abbiamo dei copricapi un po' importanti oggi. Dei copricapi importanti. Grazie agli amici di San Vendemiano. Con San Vecarri, con il mondo di Pinocchio. E dicevamo, hanno cominciato con la sfilata di San Vendemiano e poi dopo adesso stanno dominando. Ma ci hanno preso gusto. Ci hanno preso gusto, sono un bellissimo gruppo che si dà da fare naturalmente anche all'interno del mondo del carnevale, proprio per fare qualcosa di bello e divertente. Ricordiamo che poi tra l'altro tanti carri allegorici chiaramente sostengono delle spese e quant'altro, però solitamente quello che raccolgono viene devoluto per qualche buona causa nella comunità dove risiedono. Quindi pensiamo anche quanto è importante l'attività che svolgono questi gruppi. E quindi dicevamo prima, se qualcuno di voi adesso sta guardando con invidia appunto coloro i quali stanno sfilando, l'anno prossimo potreste essere dei nostri, cioè un gruppo, magari una scuola, un gruppo di amici che decide di realizzare anche un piccolo carro oppure una piccola coreografia, si mette in contatto con l'associazione Carnevali di Marca e il gioco è fatto. E anche perché ricordiamo che Carnevali di Marca favorisce proprio sulle scuole, c'è anche un bellissimo gruppo che è capitanato in questo caso dall'attività storica di
di Gigi Dorigo, che si occupa di insegnare la cartapesta, la lavorazione a cartapesta, quindi basta un po' di colla, del carta di giornale vecchia e poi dei e tanta colori, buona volontà. e con la fantasia si fa di tutto. E sfila qui davanti a noi il magico mondo di Pinocchio con Samve Carri. A proposito di cartapesta e di tutte... Infatti vedete anche questi come sono costruiti, richiede un certo tipo di lavoro e di sì. impegno. Sì. Anche lui è fatto con la cartapesta. Sì, sì, lui qua. Questo qua con i capelli bianchi. Questo con i capelli bianchi Sì, e con sì. questo pettorina così. Cartapesta Che vuole tutto il giorno. mimetizzarsi. Allora adesso stiamo per arrivare al prossimo carro, visto che Sì. siamo giunti a metà Sì, quasi. sì. Abbiamo... Signora, il minestrone questa sera non lo può... Faccia festa, non importa, perché la signora è preoccupata che andrà a casa a mettere su a cena. No, è presto. Stia ancora. serena. Stia Siamo tranquilla. solo all'inizio, solo all'inizio. Stia tranquilla, perché se a uno gli dici stai sereno, no, fregatura finita, garantita. finita, quindi finita. abbiamo sdoganato. Stia tranquilla. Bene, adesso stiamo per raggiungere il prossimo carro Sì, allegorico. ma intanto, visto che siamo sì. qui, non so se hai notato, abbiamo sempre quello l'uomo- mascherato da l'uomo in sindaco. fascia. Sì, Sindaco, sì, adesso visto che ci siamo, Ma chissà se che sia proprio lui. Io rimarrò col dubbio fino alla fine. come diceva Perché Ezio, magari è una lui o maschera non è fatta- lui? È lui, certo che è lui. Allora, Sindaco, mi pare che finora ci siamo. Ma assolutamente sì, carri meravigliosi, tanta gente che sfila, veramente un carnevale come ci aspettavamo, di altissimo livello. D'altronde il Carnevale di Marca ci ha abituato a kermesse come questa ogni anno e quest'anno non ci avete assolutamente deluso. Anzi, penso che sia uno dei più bei carnevali che abbiamo vissuto. E non a caso abbiamo dato la parola al sindaco, perché adesso attenzione che qui si gioca in casa, perché sta per arrivare il laboratorio enologico direttamente dalla scuola Cerletti di Conegliano. Eccoli qui, guardateli, e quest'anno ci portano un tema quanto mai attuale, perché ci dicono che hanno sconfitto il Covid, ma come l'hanno sconfitto? Disinfettando dentro e disinfettando fuori. E siccome a Cerletti sono pratici col vino, cosa hanno fatto? Hanno fatto un vaccino tutto particolare, il Prosechin. Il Prosechin. E allora abbiamo anche, intanto chiamiamo tutti qui sul palco, La preside. la preside, eccola qua. Venga, Nel preside. frattempo qui dietro vediamo un'operazione molto interessante, molto importante. Signore, piovono coriandoli. Abbiamo visto un tappo che ha fatto letteralmente... Grazie. Ma noi, noi ti pare? Signori, assaggiamo, sentiamo se questo prodotto va bene. Ahimè, dobbiamo prestarci all'assaggio di questa bottiglia, di questo nuovo ritrovato dell'Istituto Cerletti, il Prosechin. Ecco qui, allora abbiamo la preside, abbiamo il professore e abbiamo tutti i ragazzi. E chiaramente noi testeremo se funziona. Ecco, grazie. Bene. Molto bene, pronti per le foto di rito. Col sindaco Chies, gli amici della scuola enologica Cerletti di Conegliano. E quindi un bel cin cin naturalmente col Prosechin. E facciamo un cin cin idealmente con tutti voi che avete deciso di... Alziamo il bicchiere, giustamente, facciamo cin cin con tutti voi che avete deciso di venire qui oggi al Carnevale di Marca, e veramente i nostri amici del Cerletti con il loro Prosechin non si smentiscono mai. Sì, effettivamente. Com'è? Avevamo bisogno naturalmente di praticamente di sistemare l'ugola e Hai dovevamo visto la preside che capigliatura sobria che aveva? sì. Hai visto una Però cosa così? ogni tanto ci vuole, no? Sì. Non so se sia lo stress del gestire la scuola, ma insomma quei capelli lì. Allora, ancora un saluto agli amici del
della scuola enologica Cerletti. che ci accompagnano. Cerchiamo di preservare il vino dai coriandoli prima che sia troppo tardi. No, Ecco. io consiglierei una cosa. Bisogna berlo. È più sano in gola che fuori, perché alla fine finisce con una coriandolata. Ecco, ti senti già diverso. Sì, sì. Ti senti già diverso. E allora adesso noi naturalmente... Prima eravamo vicinissimi perché eravamo qui a poco centinaia di metri da qui. Adesso andiamo un po' più lontani, cosa dici? Adesso, sì, esatto, adesso siamo con il gruppo Chions tutti insieme, Comitato per il Carnevale, con Facce da Cinema. Naturalmente vedete questo bellissimo carro allegorico che arriva da Chions, che rende omaggio ad attori e coppie celebri non solo italiani del mondo dei film che sono diventati popolari sia al cinema che in televisione. Ritroviamo Totò, Stanlio e Olio, Peppone, Don Camillo, Alberto Sordi, Franco Franchi e Ciccio Ingrassia. Attorno a tutti questi personaggi che non hanno bisogno di presentazione ruotano le comparse e la troupe cinematografica composta da cameraman, addetti alla sicurezza e operatori vari che si muovono sul set. e poi guarda abbiamo anche un'altra cosa. Dica. Esiste la Chions mobile. Hai visto che roba? È un metodo alternativo. Ecco, ma guarda là il cameraman, guardalo, Sì, guardalo con questi mezzi avveniristici. Sì, sì, bravissimi. Ma guarda, quell'auto lì va bene in piana e in discesa. E poi c'è anche la security, c'è passata davanti la security. tutti. Ce li abbiamo tutti i personaggi. Vediamo anche un bellissimo, vedete, eccolo. Oh. Guarda quanti sono. E chiamiamo naturalmente poi anche, guardate come tengono compagnia questo pomeriggio Charlie Chaplin. È lui o non è lui? È Stanlio e Olio? È lui o non è lui? Chi è? Chi è? È un personaggione. Sono gli amici che arrivano direttamente da Chions, con Chions tutti insieme. E intanto, vedi che fanno ballare, vi fanno ballare un pochino. Intanto invitiamo anche qui una delegazione a raggiungerci sul palco per ritirare il... E intanto mentre arrivano ricordiamo che il comitato Chions tutti insieme è un'emanazione della Proloco di Chions che per il Carnevale si attiva allargandosi anche a componenti di altri gruppi e associazioni che operano in paese. Non è un gruppo chiuso, ovviamente è aperto, accoglie anche numerosi aderenti che provengono da altri comuni. Il comitato, così come è strutturato adesso, è nato in preparazione, pensate, del Carnevale 1991, unendo le forze dei vari gruppi che si sono spontaneamente unite per preparare i carri. Ecco qua, quando le ricapita, sindaco, di essere affiancato e quindi grazie agli amici di Chions Vedi? Se tu vai a Chions, sì. Lui ha una settimana che sta al semaforo e canta aspetta. così. È lì che canta. E ci vediamo anche al prossimo semaforo. Chions tutti insieme con Facce da Cinema. E guardate il carro con tutti i volti noti del cinema e della TV. Però è un ballerino provetto, non se la cava mica male. Ha fatto tanti anni al semaforo, si vede, guarda sì. che esperienza, ha l'anca mobile, perfetta. E vediamo in questo momento il carro, vedete, dicevamo i vari personaggi che spiccano sul carro allegorico degli amici di Chions tutti insieme. E intanto, caro lei, intanto vediamo veramente questo faccione che ci sta passando qui davanti. Guardate che maestoso anche in questo caso il carro. Ci arriva qualche numero. Abbiamo qualche numero. Non sto parlando dei numeri del lotto, ma sto parlando dei numeri della partecipazione, di quante persone ci sono quest'oggi qui a Conegliano. Allora, ci dicono, secondo la questura... Allora, dobbiamo dividere. Noi non siamo secondo la questura. No, noi siamo obiettivi. Noi siamo obiettivi. Quindi ci dicono che ci sono più di 30.000 persone. E guarda, dietro di noi c'è un uomo della stampa, il famosissimo Giampiero Masetta. Stiamo attenti, Gazzettino che sta stiamo già, attenti, sta già attenzione a cosa scrivendo. diciamo. Quindi
30.000 persone lungo tutto il tracciato. E non citiamo la questura, giusto? Senza la questura, non si cita mai la esatto. questura. E pensate, avete visto quante persone stanno sfilando invece davanti ai vostri occhi? Ci sono più di 1000 sfilanti, cioè E più di dico 1000 persone che... Non dico 500, dico 1000. Ecco, 1000 persone che stanno sfilando per farvi divertire in questo pomeriggio dei Carnevali di Marca. A tutti loro va un grande e fragoroso applauso, mentre stiamo per accogliere qui davanti a noi il prossimo gruppo che ci porta direttamente nel mondo marino, il mare, il diluvio animale, con il gruppo parrocchiale di Nervesa della Battaglia. Eccoli E qua. in prima fila abbiamo, oltre al Nettuno, il dio del mare, guardalo. Ma chi è Nettuno, il dio del mare? No, quello a destra o quello quello davanti è l'abbronzato. Sì. L'abbronzato famosissimo. Sì. No, questi sono gli amici del gruppo Nervesa della Battaglia con questo bellissimo corpo di ballo, anche loro da tante e tante primavere che fanno carnevale. È tutto nato all'interno, attorno alla parrocchia, e in questi anni sono cresciuti anno dopo anno e non possiamo fare a meno della loro presenza. Guarda che c'è Nettuno, ma l'abbronzato potrebbe salire anche lui. Sì, dai. Facciamo salga anche lui. Il mare e il diluvio animale direttamente da Nervesa della Battaglia, eccoli qua. Che ricevono naturalmente anche loro l'attestato di partecipazione. Ecco qua. Eccoli qua, grandiosi come sempre. Anche il sindaco vorrebbe avere questo scettro qui, però. Attenzione, guardate che abbiamo uno di qua, Ecco uno di qua, uno di là. Occhio che c'è anche... Pronti per la foto? L'abbiamo fatta, l'hanno fatta. Abbiamo fatta. Eccoli qua, perfetto, Abbracci. molto bene. Successione di abbracci, bravissimi. Dispensiamo abbracci. E chissà quanti anni avrà lui che sta sfilando lì dentro, bello al calduccio, chissà. Magari la confusione gli concilia il sonno. Sì. Pensa stanotte che non sente più confusione. Per la gioia della mamma. No, la mamma dormirà vicino al carro per fare si porta dietro una cassa. Esatto. E quindi questo per dire che grandi e piccoli sfilano. Naturalmente è arrivata una ispirano anche coriandoli, molto bene. di coriandoli. E sta arrivando il carro di Nervesa della Battaglia. Abbracci, tutti che stanno dispensando abbracci in questo pomeriggio di Conegliano. Occhio che qua c'è lei che bacia lui, che bacia lei. Che questo qua è la questura che chiama il sindaco e gli chiede i numeri. Che bacia lei, che bacia a me. E non si capisce più niente. Un casotto. Questi sono gli amici del gruppo di Nervesa della Battaglia. E io ogni tanto penso, bello vederlo sfilare qui davanti il carro, ma poi questa sera dove devono parcheggiarlo da qualche parte? Devi avere un box. No, ma loro a Nervesa hanno un centro in centrostrada con le 4 frecce. Ah, ok. No, ricordiamolo che anche i carri allegorici noi li vediamo, ma pensate, lo smontano, lo portano qui. Rimonta. Prova le casse che funzionano, esatto. Provano tutti i meccanismi, perché vedete che c'è tutto un automatismo anche per farli muovere. Poi fa la sfilata, rismonta, ricarica, riparti, è lunga. Infatti devo dire che i carristi da questo punto di vista hanno una grande forza d'animo, una grande volontà, un grande entusiasmo anche, perché pensate, ovviamente questa è la sfilata di Conegliano, ma l'abbiamo detto, 22 sono i comuni coinvolti, 27 gli eventi anche collaterali che vengono realizzati
da Carnevali di Marca, in un carnevale, quello 2024, che è stato bello compresso, bello veloce, e quindi pensate, ogni domenica c'erano più o meno 3 o 4 sfilate in contemporanea. Pensate un po' alla macchina organizzativa che ha coinvolto praticamente tutta la Marca trevigiana. Esattamente, adesso noi ci trasferiamo nel favoloso con gli amici di Cavolano, che ci portano i faraonici, per caso se li vedete. Vedete, abbiamo un bellissimo, vedete che ci riportano l'antico Egitto, abbiamo il corpo di ballo che ci ricordano gli egiziani, le egiziane, abbiamo anche una mummia in cammino con tanto di bara al seguito. E questi sono gli amici proprio di Cavolano. Guardiamo anche l'imponenza di questo carro allegorico che ci ecco, riporta... la mummia è quella di Cleopatra, ecco, non so se la vedi, sì, è sì, proprio lei. È lei, è lei. Si riconosce dai tratti. Dai tratti somatici. Sì. Allora invitiamo anche questo gruppo, una delegazione, a venire qui sul palco per ritirare l'attestato di partecipazione. E guardate i costumi, con quanta maestria sono stati realizzati questi costumi. E intanto piovono coriandoli anche lì. Piovono coriandoli come non ci fosse un domani. Allora c'è un'egiziana che viene avanti con un fare... Ocio, di qua, di là. No, perché di solito gli egiziani vanno contro mano, hanno detto. Non lo so, sì. Eccola qua. Eccola qua. Questa si vede, è una egiziana oriunda di Cavolano. Originale. Originalissima, che riceve l'attestato di partecipazione dall'Associazione Carnevali di Marca. Cos'è che hai detto? Riceve avevo capito l'attestato. 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 No, l'attestato. Grazie e un applauso anche ai faraonici direttamente da Cavolano. E guarda che roba. Piovono coriandoli. E ricordo sempre che piuttosto che piova altro è meglio che piovano coriandoli. Yes. Oggi soprattutto che è martedì grasso. Oddio, piovesse frittelle, cose del genere, non disdegnerei sinceramente. Come si direbbe nelle zone locali, se piovesse skei, volentieri, non sarebbe male. Volentieri. Però ecco, tutti i pezzi di carta per cortesia, sì. perché quelli di moneta fanno un po' maletto. Esatto. Sempre quei di Cavolano con i faraonici. Eccoli qui, guardate. Scuola d'infanzia del San Giovanni Bosco. Guardate anche l'imponenza del carro allegorico che richiama proprio le costruzioni egiziane. Abbiamo un po' anche gli esempi, proprio gli obelischi che richiamano proprio la tradizione egiziana. Sì, e ricordiamo appunto in questo martedì grasso qui a Conegliano, ricordiamo anche che siamo in diretta streaming grazie agli amici di Veneto Globe, e quindi quelli che non sono potuti essere qui per qualsiasi motivo si possono gustare le immagini direttamente in streaming grazie a Veneto Globe, e possono anche rivedersi ovviamente. Esattamente. Poi naturalmente noi vi ricordiamo che il carnevale non finisce qui, come vi abbiamo già detto in precedenza. Abbiamo ancora gli appuntamenti del prossimo weekend, sabato in quel di Soligo, comune di Farra di Soligo, poi domenica ci sarà la sfilata di Sernaglia della Battaglia, e poi domenica prossima, a recupero di quella che è mancata per questioni meteorologiche, sarà la sfilata di Vittorio Veneto. Sì. Anche perché il carnevale, come dicevamo, quest'anno era bello compresso, ma noi non comprimiamo, e in questo momento qua andiamo anche a ricordare e ringraziare tutti i nostri sponsor e quelle che sono le realtà che rendono possibili tutte queste sfilate, affiancandosi all'Associazione Carnevali di Marca. E allora ringraziamo VIP Tende, Sarlo Group, Autogiada, Dema Pubblicità, Homes Industrie, Oggi Treviso, Tofolati Gioielli, Maxi, SPAC, Conè, Soligo Spumanti, Noi per Noi, Banca Prealpi San Biagio, e un grazie particolare lo vogliamo dare oggi a Dolcerie Veneziane, che ha donato naturalmente i crostoli per i gruppi. Ha sfamato. E le ricordiamo che c'è uno spaccio a San Vendemiano in località Borghetto, e poi c'è uno spaccio anche a Villorba in Viale della Repubblica. E ricordiamo altresì che tra poco
sfileranno gli ultimi due gruppi qui davanti, poi ci sarà il secondo passaggio dei gruppi sempre qui davanti al palco, ma poi alle ore 17 tutti al Conè per ovviamente continuare la festa. Sì, esatto, dove ci sarai tu. Ricordiamo che se avete problemi chiamate lui, tanto ha detto che chiude lui questa sera al Conè, quindi non c'è problema. Bene, adesso siamo con il Comitato Festeggiamenti San Rocco di Gaiarine che ci porta a una ieri e oggi Venezia. Eccoli qua! Perché come non potremmo celebrare il carnevale ricordando la nota città per eccellenza anche del carnevale, no? Perché in Italia si ricordano i carnevali di Viareggio, i carnevali, però Venezia è Venezia. E Venezia è sempre Venezia. Anche perché Venezia aveva il suo, insomma, le sue confusioni le faceva. Sì, al periodo del Doge chissà cosa combinava. Ricordiamo anche che il bello del carnevale anche a Venezia era che una volta mascherati erano tutti uguali. Sì, esatto. Varie classi sociali eccetera eccetera, una volta mascherati erano tutti uniformati. Eccoli qui i nostri amici che ci vengono a trovare direttamente da Gaiarine, ieri e oggi Venezia. Ti hai visto? Che sei gondolieri che tira un occhio. E Conegliano, facciamoci sentire con un bel applauso, voglio sentirvi di più. Il carnevale targato Comitato Festeggiamenti San Rocco di Gaiarine con ieri, oggi Venezia. E intanto invitiamo anche una delegazione, un esponente. Un personaggio, un personaggio di questo gruppo a salire a ritirare l'attestato di partecipazione, a raggiungerci qua sul palco. E intanto ricordiamo, vediamo anche tanti costumi. Abbiamo detto prima 1000 gli sfilanti. 1000 che avevano 1000 costumi. Sì. Ok? Quindi pensate cosa vuol dire realizzare nelle settimane precedenti il carnevale tutti i costumi, tutte le coreografie, preparare i balli, quindi c'è tutto un lavoro di backstage dietro le quinte che apparentemente è sì, in 10 minuti la facciamo, e invece in realtà pensate quanto lavoro c'è dietro le quinte. E ricordiamo infatti che questi gruppi cominciano, pensate, finita l'estate, se non anche nell'ultimo scampolo d'estate, a cominciare a pensare alle sfilate del carnevale. Invitiamo a salire sempre per prendere un gondolier. Gondolier, vieni su. Gondolier. E intanto guarda il carro che sta arrivando, e io ti dico che questo carro misura 12 metri di lunghezza e 7 metri di altezza. Ecco, tanto per dare anche dei dati tecnici sull'imponenza di questo carro, con i personaggi veneziani. Intanto arriva il gondolier. Come ti chiama gondolier? Adamo? Adamo. Adamo? Nome da gondolier proprio. No, secondo il classico tipico nome. Come che ti chiami Adamo? Invece si chiama Beppi. Beppi. Ringraziamo gli amici del comitato di Gaiarine San Rocco, ecco qua, che ci tengono compagnia anche loro nel carnevale di Marca qui a Conegliano, e vediamo proprio l'imponenza di questo carro allegorico, anche questo vedete con le luci che ricordano proprio perché ci sono ricordavamo le sfilate anche in notturna che abbiamo avuto anche noi nel lungo serpentone del carnevale di Marca. E adesso siamo pronti per arrivare al Dulcis in fondo, stiamo per arrivare all'ultimo carro, l'ultimo gruppo, ma la festa, lo ricordiamo, non è finita, perché poi ci sarà il secondo passaggio qui davanti al palco. Infatti, e intanto ricordiamo che qui dietro c'è una fabbrica di palloncini che neanche veramente, cioè ci sono 10 persone che stanno gonfiando palloncini, i palloncini sono gratuiti. Guarda, loro devi sapere che si prenotano un anno prima loro per poter gonfiare i palloncini. Per gonfiare, infatti hanno la faccia gonfiata 10 palloncini al minuto. C'è Egidio che tutta l'estate sotto l'ombrellone gonfia palloncini. No, vero? ma anche perché c'ha la macchinetta che oramai tu dici cos'è, stai gonfiando i palloncini. Esatto. Noi lo sentiamo da lontano, Egidio, quando gonfia i palloncini. Eccoci qua, allora sta per arrivare il gruppo delle teste matte con Una notte al museo.
e qua attenzione, si fa sul serio perché cioè, tra poco vedrete il carro e se siete un po' deboli di cuore, attenzione perché insomma qui ci fa paura, perché tutto il museo si anima. Oh, ma c'è sta il Centurione. Dica. C'è sta il Centurione, ciao. Ah, bello. Poi mandateci una delegazione per l'attestato. Per l'attestato? No, non per la testata, l'attestato, Sono teste matte, ma se non sono teste matte non le vogliamo. Questo no. è il gruppo che arriva direttamente da Pravis Domini con Una notte al museo, che ci richiama il famoso film, che ci ricorda il famoso film celebre che ha tenuto sì. più di qualcuno attaccato al divano. Sì. Con un po' di paura magari qualcuno. Chissà. E vediamo il nutrito corpo di ballo. Guarda quanti sono, guarda quanti sono. Sono tanti. E guardate proprio il carro allegorico come proprio ci richiama la notte, una notte al museo. Quindi studiato nei minimi dettagli anche questo carro allegorico che ci tiene compagnia nel pomeriggio dei carnevali di Marca qui a Conegliano. Ecco, abbiamo i commissari che arrivano. Una notte al museo direttamente dagli amici delle teste matte da Pravis Domini. Eccola qua naturalmente il gruppo di Pravis Domini e teste matte. Anche in questo caso l'attestato e guardate il carro che sta arrivando della lunghezza di 14 metri. Non so se rendo, amici. Sindaco, aveva mai visto un T-Rex passare qui davanti a... No, non credo, ecco, non credo. No, lui l'unica cosa che ha visto era una panda sulle scalinate, l'ha vista, quella l'ha vista, però un T-Rex su strada che è molto, No, più, non l'ha visto, esatto. che è molto più bello, insomma. Esatto. È meglio un T-Rex, insomma, ecco. Questa goliardia su strada del T-Rex a Carnevale ci sta, l'altra un po' meno, anzi proprio non ci sta. E qua noi naturalmente possiamo apprezzare... Guarda le pupille del T-Rex. Ma secondo me si è fatto una carica di Erba Luisa. Però dovrei dire che il T-Rex deve andare dal dentista, che secondo me c'è un problema di un po' di tartaro. Sì, e anche di stelle filanti a occhio. Sì, esatto. È un po' magrolino però, Dategli da mangiare un po' sto T-Rex. Guardate la bellezza di questo carro, il gruppo Teste Matte di Pravis Domini. Nota il servizio d'ordine. C'è la security. Sembra non so se ti ricordi quando il buon Giorgio Faletti faceva il poliziotto. Mondo Cano! Richiama. Grandiosi gli amici che arrivano da Pravis Domini con teste matte. E mentre passa il gruppo delle teste matte con l'ultimo carro e vediamo un'invasione veramente di gente, vi ricordiamo che tra pochissimo ci sarà il secondo passaggio di tutti i gruppi che sfileranno di nuovo qui davanti, quindi mi raccomando non andate via, rimanete qui pronti per festeggiare ancora, perché la festa è ancora lunga, il Carnevale di Marca edizione 2024. Salutiamo il sindaco. Grazie, ringraziamo il sindaco di essere Fabio Chiesa, che ha giocato e scherzato insieme a noi quest'oggi. Vi ricordiamo anche che tra poco la festa continuerà a livello del centro commerciale Conè, quindi la festa si sposta anche dall'altra parte, quindi ce n'è veramente per tutti i gusti. E ricordiamo che se dobbiamo liberare...
No, volevo salutare Eminenza, la suora. Ecco, eccoci. Ci Eccellenza. danno anche la benedizione, molto bene, perfetto. E no, dicevo che ovviamente dobbiamo anche ricordare che se vi è piaciuto tutto questo spettacolo, tutta questa bella confusione che abbiamo fatto oggi pomeriggio a Conegliano, potete contribuire alla nostra causa con l'acquisto di uno o più biglietti della Lotteria dei Carnevali di Marca. Ci sono dei venditori dei biglietti qui lungo il viale e quindi avete modo con soli 2,50 €, ma già che ci siete prendetene 5, 6, Ma 10, insomma, 12, 50. Facciamo il taglio da 10. Esatto. E potrete vincere un'auto del valore di 21.500 €. Che è Non so se parcheggiata mi giusto spiego. lì dietro. Esatto. E poi ricordiamo che è un modo, oltre per sostenere il Carnevale di Marca, Sì. anche per fare della solidarietà. Ricordiamo che nella serata della estrazione, che sarà il prossimo 16 marzo, saranno consegnati 3 assegni a delle realtà del territorio toccato dai Carnevali di Marca che aiutano naturalmente, che si prodigano nel territorio. E intanto guarda che colpo d'occhio dalla telecamera di Veneto Globe che ha seguito in diretta tutta la sfilata di Conegliano, quindi salutiamo gli amici di Veneto Globe che continuano ovviamente a trasmettere in diretta le immagini sui vari profili su YouTube e anche sui canali social dell'Associazione Carnevali di Marca, e ovviamente questa sera tutti quanti dobbiamo andare a rivederci per rivedere i momenti più belli, magari da un'angolazione diversa, rivedere tutta la sfilata anche per sentire tutto quello che abbiamo detto, quelle che sono state sparate. Allora ecco. mettete in muto, facciamo così, mettete in muto e guardate la sfilata senza l'audio. Ecco, molto bene. Allora intanto vi chiediamo di liberare la sede stradale perché dietro di voi c'è un fiume di carnevale che sta per fare il secondo passaggio qui davanti al nostro palco. Eccoci qui, addirittura, Addirittura. molto bene. Ecco qua. Poi le firmiamo la liberatoria per i diritti d'immagine, perché qua bisogna stare attenti a tutto ormai. No, comunque è dato per assodato. A Vittorio ci sarà il ballo del qua qua. Facciamo firmare le liberatorie. John contro Volta non ci sono nessun problema. Noi abbiamo a Vittorio abbiamo John stravolta. Allora, caro lei, io la saluto, la abbandono. Allora signori, adesso voi rimanete con noi, però sapete che poi potete andare al Conè, dove troverete il buon Federico che chiuderà praticamente questa notte, chiuderà lui direttamente il Conè. Facciamo una staffetta come fanno quelli bravi, tu dai la linea a me, io do la linea a te, tutte quelle robe là. Però sai che potresti venire anche tu alla fine lì al Conè. No, vengo a vedere se va tutto bene. Vieni a controllare. Bene, allora io vi saluto e il carnevale continua. Grazie naturalmente a Federico che adesso raggiunge il Conè dove prosegue il pomeriggio, naturalmente prosegue anche qui. Adesso vedete scorrere le auto degli sponsor dei Carnevali di Marca, il primo premio della Lotteria dei Carnevali di Marca. Naturalmente abbiamo anche l'auto dello sponsor VIP Tende, mentre vediamo transitare già il primo gruppo che sono della parrocchia di Bocca di Strade di Santa Maria del Piave, Disney 100+1. Ricordiamo questo gruppo nato sotto